Grazie di essere qui a voi e ai nostri ospiti. Questa sera inquadriamo questo evento che è duplice, abbiamo una lectio magistralis e una premiazione, all'interno di un complesso molto più articolato di iniziative che costituiscono un progetto a finanziamento regionale. Ci tengo a dirlo perché è un lavoro che stiamo svolgendo già dall'inizio dell'anno, che vede partecipare tantissime persone che ringrazio, tra tutti Sandra Molinaro, il professor Gustavo Corni, i nostri 3 storici che lavorano anche all'interno del museo, e che è un bando che è uscito appunto alla fine dell'anno scorso dal titolo Interventi di valorizzazione dei beni, promozione della conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale. È un bando a finanziamento regionale a cui il Comune di Vittorio Veneto, con un progetto che adesso vi racconterò, ha partecipato insieme a Crocetta del Montello e ha preso questo finanziamento. Il progetto presentato è i Musei della Battaglia di Vittorio Veneto e di Crocetta del Montello. È un insieme di azioni che comprendono un approfondimento dei materiali e di tutti i reperti, soprattutto documentali e fotografici, che abbiamo all'interno dei depositi dei 2 musei, molto corposo quello del Museo della Battaglia, ma non da meno nemmeno quello del Museo di Crocetta del Montello, che tra l'altro è insediato in una bellissima villa. Il lavoro che è stato svolto è quello di trovare il materiale, digitalizzarlo, approfondire e studiarlo attraverso dei percorsi di approfondimento cosiddetti, che servono per ampliare l'offerta didattica e anche culturale del Museo della Battaglia. Un'altra azione è quella di cercare di sviluppare e di utilizzare questo materiale per promuoverlo anche attraverso i siti web, tant'è che è stato rivisto un po' la veste del sito del Museo della Battaglia, ancora non è attivo, ma lo sarà tra brevissimo, implementandolo proprio anche con il materiale che è stato trovato e studiato all'interno dei depositi, e che continuerà poi se troviamo ulteriori finanziamenti, perché comunque non riusciamo a farlo con le sole forze comunali. All'interno di questo poi anche l'attività di promozione di tutto questo, e lo facciamo attraverso diversi eventi. Abbiamo già svolto delle lezioni nel corso del mese di maggio, e la Lectio Magistralis di questa sera del professor Mario Isnenghi e il premio che daremo poi successivamente a una tesi di dottorato fanno parte di questo complesso di azioni. Anticipo che poi ci sarà a febbraio sempre all'interno di questo, finanziato da questo progetto, una conferenza internazionale, l'abbiamo titolata Confronti, cioè le differenti prospettive, a cui parteciperanno diverse voci dei fronti di battaglia: Montpellier, Cracovia, Innsbruck, Trento e anche Vittorio Veneto, quindi i diversi fronti di battaglia con le diverse sfaccettature. E a maggio invece una mostra e una conferenza legata al tema del profugato, che ha molto a che fare con il nostro territorio, con il Museo della Battaglia, che racconta della battaglia dell'ultimo anno di guerra, dal novembre 17 all'ottobre del 18, anche approfondendo poi il tema dell'occupazione, e quindi di chi è rimasto qui, ma anche di quelli che sono fuggiti da queste terre, tra virgolette, letteralmente invase. Volevo solo fare l'inquadramento per capire il perché di questa sera e all'interno di che cosa si sviluppa la lezione che il professor Isnenghi ci darà. Io non mi sento assolutamente in grado di presentare il professor Isnenghi, quindi lascio la parola a una persona sicuramente molto più competente, che è il professor Gustavo Corni. Grazie. Buonasera, grazie. Quando con gli amici di Vittorio Veneto, vecchi e nuovi amici di Vittorio Veneto, pensammo a inserire dentro a questo ciclo di iniziative previste dal progetto regionale anche una cosa che abbiamo chiamato pomposamente Lectio Magistralis, in quella vecchia lingua che è il latino, ma immagino che la gran parte di voi l'abbiano frequentata almeno nella gioventù, a me è venuto assolutamente spontaneo in mente pensare che non poteva assolutamente essere altri se non Mario Isnenghi
il primo a essere invitato, e lo ringraziamo per aver accettato il nostro invito, a tenere una lezione magistralis in questo rinnovato e restaurato Museo della Battaglia. Perché? Perché Mario Isnenghi, lui è in pensione, io la carriera l'ho già fatta, per cui quello che sto dicendo, come dire, è assolutamente privo di ogni motivazione opportunistica. Bisogna dirlo perché oggi in questo paese, insomma, bisogna essere molto chiari. Mario Isnenghi è senza dubbio colui che già nella seconda metà degli anni 60 ha innovato profondamente gli studi sulla Grande Guerra in Italia. Il suo primo libro, I Vinti di Caporetto, è del 1967, quando Mario Isnenghi era giovanissimo. Ne aveva scritti peraltro ancora già prima di altri libri, ma veramente il primo libro importante sulla Grande Guerra è I Vinti di Caporetto. Perché Mario Isnenghi è importante per gli studi sulla Grande Guerra? Perché in Italia ha portato ad uno svecchiamento, direi ad un radicale cambiamento di ottica, di prospettiva, rispetto agli studi che erano stati fatti finora, che o erano assolutamente di parte, nell'epoca fascista per esempio, oppure erano ancora fortemente legati alla storia militare o alla storia politica. Mario Isnenghi ha portato, con altri per carità, ma lui è stato sicuramente il primo ed è stato sicuramente il più fecondo in questo discorso, su questo terreno, ha portato nuovi ambiti, nuovi elementi dentro alla riflessione sulla Grande Guerra, in particolare la cultura. Intendendo, lui, Mario Isnenghi, praticando lo studio della cultura, non soltanto esclusivamente nei termini dei grandi intellettuali, dei grandi nomi, dei letterati, dei poeti, dei filosofi, certamente anche quelli, ma intendendo la cultura in un senso molto più lato e molto più vasto anche da un punto di vista sociale. In che misura la cultura ha influito sullo scoppio della Prima Guerra Mondiale in Italia? Non dimentichiamo che l'Italia è l'unico paese dove veramente si dibatte se entrare in guerra o meno, negli altri paesi non c'è discussione, in Italia c'è una profonda discussione, e questa profonda discussione che termina, diciamo così, che si sospende nel maggio del 15 con l'entrata in guerra dell'Italia, in qualche misura riprende, cambiati i termini, alla fine della guerra. Questo dibattito ricomincia di nuovo nel 19, nel 20, nel 21 e porta, credo, non voglio forzare Mario Isnenghi, ma sicuramente porta agli antecedenti del fascismo e all'ascesa del fascismo in Italia. Il secondo motivo per il quale Mario Isnenghi è assolutamente, come dire, cruciale per la storia della Grande Guerra in Italia, per gli studi della Grande Guerra, è rappresentato dal fatto che ha avuto, direi, anche il coraggio, in un'Italia repubblicana, nella quale, soprattutto dagli anni 60-70 in poi, parlare di guerra, italiani e guerra, Italia e guerra, era un tema molto molto delicato e molto difficile. Insomma, ci ha messo, insieme ad altri, qui si potrebbe sicuramente ricordare Giorgio Rochat, con cui peraltro Mario Isnenghi ha scritto un importantissimo libro sulla Prima Guerra Mondiale, ma ci ha messo di fronte al dato di fatto, del quale non ci dobbiamo dimenticare, che l'Italia è stata una grande potenza militare, o una piccola potenza militare, ha creduto di essere una grande potenza militare, ha partecipato a una prima guerra mondiale, ha partecipato a una seconda guerra mondiale e nel mezzo ha fatto una serie di guerre di conquista coloniali. Si fa presto a dimenticare, o è facile, diciamo, dimenticare, mettere da canto questo, e invece con una opera collettiva molto importante che si intitola Gli italiani in guerra, un titolo che direi parla da solo, un'opera in 6 volumi pubblicata dalla UTET nel 2008, di cui Mario Isnenghi è stato il curatore generale insieme a numerosi suoi allievi e collaboratori, ma lui è stato il curatore principale di quest'opera. Ci ha messo di fronte alla necessità di riflettere sul fatto che nella storia italiana, anche nella storia dell'Italia unita, anche nella storia dell'Italia repubblicana, la guerra non è un elemento assente, non è un elemento del quale si possa fare a meno di parlare. E questi credo siano due, perlomeno, ma non voglio parlare molto a lungo, due dei motivi fondamentali per i quali credo che sia giusto e sia assolutamente, come dire,
opportuno che Mario Sninghi tenga questa lectio magistralis a Vittorio Veneto. Ricorderei infine un terzo motivo, più locale, però non meno significativo. Nel 1982 Mario Sninghi curò un volume che si intitola Operai e contadini nella Grande Guerra. Torniamo un po' indietro nel tempo, tutti quanti, insomma, pubblicato da Cappelli. Questo volume, 1982, era il frutto, rielaborato, di un convegno che si era tenuto qui a Vittorio Veneto, forse in questa sala? Io non c'ero, confesso che non c'ero. Non in questa sala, forse in biblioteca. Comunque, io non c'ero, è colpa mia però. Nel dicembre del 1978, un convegno nel quale, come dire, i giovani storici veneti, di cui Mario Sninghi e Silvio Lanaro sono stati per decenni i curatori, gli allevatori e che hanno creato veramente una scuola di studi di storia contemporanea in Italia che è fra le più importanti a livello nazionale e internazionale, si sono confrontati per la prima volta su questo tema assai complesso di operai e contadini nella Grande Guerra, quindi non i soldati, oppure non gli operai e contadini in quanto soldati, ma gli operai e contadini in quanto operai e contadini, in quanto facenti parte di una società che è in pace e che allo stesso tempo viene improvvisamente, drammaticamente confrontata con la guerra. Certo, immagino che dal dicembre del 78 più volte Mario Sninghi abbia avuto occasione di venire qui, anche di recente, ma in qualche modo un po' il cerchio, in qualche modo mi sembra che si chiuda o si concluda con questo ritorno nel novembre del 2015 di Mario Sninghi a Vittorio Veneto, considerato che questo volume, questo convegno del 78, di 6 anni precede il famoso convegno di Rovereto, il famosissimo, dico agli storici presenti, i non storici probabilmente diranno ma chi se ne frega del convegno di Rovereto, il convegno di Rovereto dell'84 che un po' tutti gli storici considerano un po' l'inizio della storiografia moderna italiana sulla Grande Guerra. Beh, questo convegno di Vittorio Veneto è di 6 anni precedenti, quindi benché abbia avuto sicuramente assai meno risalto questo volume di quanto non l'abbia avuto il volume uscito dal convegno di Rovereto dell'84. Quindi in qualche modo anche in quella occasione convegnistica così Mario Sninghi ha dato il segno del suo lavoro pionieristico, quindi sono molto lieto di dargli la parola e di ascoltare quello che avrà da dirci. Grazie Mario. E anch'io ringrazio Gustavo Corni che insomma ha fatto una presentazione molto impegnativa, adesso bisognerà riuscire ad esserne all'altezza. Ringrazio anche la direttrice Scalet. Beh sì, l'occasione è bella. Un museo che risorge a nuova vita nell'epoca in cui più facilmente i musei chiudono. Sto pensando che non c'è più il Museo del Risorgimento a Venezia, per dire. Benché il 1848-49 a Venezia non sia stata piccola cosa e benché nei depositi non ci siano documenti da poco, eppure tante sono le ragioni che possono congiurare nel senso di chiudere con la storia. Sto pensando a un'altra cosa, che il mio grande Dipartimento di Storia di Ca' Foscari a Venezia non c'è più. Risolto genericamente in un Dipartimento di Studi Umanistici, cioè tutto, di più, cioè in sostanza la vecchia facoltà di lettere, come se i dipartimenti non ci fossero mai stati. E questo non è un errore locale, ma il segno di una crisi della storia, del senso della storia e quindi naturalmente per conseguenza anche della storiografia. Non pertanto gli anniversari ci sono e io vado in giro come una trottola a parlare di Grande Guerra. Bene, mi fa molto piacere perché sennò il pensionamento mi avrebbe tolto, come mi aveva tolto nel 10, io ero molto inquieto di ciò, le lezioni. Non sentivo che non mi sarebbero mancati i consigli di facoltà, ma le lezioni e le tesi di laurea già mi stavo abituando a fare a meno che non ci sono più, ma le lezioni c'erano ancora. Per fortuna il 150° del 2011 e il centenario del 14-18
far sì che io possa continuare ad andare in giro a svolgere queste occasioni di oralità. Beh, l'oralità legata a un anniversario, 2 in questo caso, per quanto l'anniversario della Prima Guerra Mondiale vada dal 14 al 18 sia così vario. Ecco, se continuate a non sentire vi pregherei di avvertirmi. Il rischio è quello che l'anniversario determini automatismi, ripetizioni, è un senso del disco. Sarei io il primo naturalmente a sentirmi un disco, non tanto o non sempre il pubblico, visto che il pubblico varia, essendo una molteplicità di pubblici locali. Ma insomma io ho voglia ogni volta di cambiare discorso nei limiti in cui questo è possibile, perché è chiaro che devo parlare della Prima Guerra Mondiale, voltala o girala, e anche i miei metodi. La mia documentazione è quella di tipo storico-culturale, di cui Gustavo Corni prima vi diceva. Insomma, il mio tentativo per ora, e tra il 14 e il 15 sono riuscito, il problema è arrivare fino al 18, perché sono tra quelli che teorizzano che l'anniversario dura fino al 18. A Venezia, per esempio, mi sono inventato, io la chiamo la mia enciclica, perché si chiama Bellum in Terris, proprio perché, come Gustavo Corni prima spiegava, io sono di quelli che ritiene che la guerra ci sia stata e, udite, l'Italia l'abbia addirittura vinta, che sembrerebbe la scoperta dell'acqua calda e invece no, non è la scoperta dell'acqua calda. E allora mi sono inventato questa formula per cui all'inizio di ogni anno anniversario farò all'Ateneo Veneto, ma con Ca' Foscari e con l'Istituto della Resistenza, 3 incontri che alla fine daranno luogo a questa storia dell'anniversario lungo per tappe annuali. Ogni anno in 3 lezioni parlo di quell'anno, ma 100 anni prima. Finora funziona, vedremo. Allora, cosa mi sono pensato per oggi? Ci sono 2 scuole di pensiero. In altri casi mi dicono avvicina il microfono, qui mi dicono allontana. E io sono contrario a dire che immediat stat virtus e non mi viene di mettere in mezzo. Quindi o avvicino o allontano. Proviamo lontano, vediamo se va bene così. Allora l'idea è questa, siccome c'è un museo, parliamo di un museo, è un museo che si rinnova. Allora vorrei intrattenermi su questo, sui musei di storia, perché quando nascono e magari anche quando muoiono. All'origine molto spesso c'è la passione di un collezionista e qui è stato proprio così. Luigi Marson, primo di 3 generazioni di Marson che si sono occupati e che si occupano del museo. È così. Ma non è detto che sempre la passione di un singolo riesca ad alimentarsi così a lungo da trovare i documenti necessari da poter poi sfociare in una organizzazione culturale che vada oltre la passione di un singolo, diventando cioè un museo. Non è andata sempre così, naturalmente. E comunque, se andiamo a vedere alle origini dei musei del Risorgimento, si collocano tra fine 800 e i primi anni del Novecento, lì troviamo i vecchi garibaldini. Gruppi di sessantenni e settantenni che stanno invecchiando con le loro memorie e che vogliono raggiungere i giovani, con i cimeli, con le camicie rosse, magari insanguinate, se non di Garibaldi, almeno di qualche garibaldino. Anche con cimeli che a noi appaiono buffissimi a distanza, i peli della barba, i capelli, cose di questo genere, feticismo di una oggettistica legata all'età risorgimentale in una fase in cui, a cavallo tra fine 800 e inizio 900, i giovani, sto pensando a quelli che hanno
mi hanno suggerito diversi studi, quelli delle riviste primo novecentesche come La Voce, eccetera, i giovani tra i 20 e i 30 anni, non gli scolari delle elementari, delle medie, a cui spesso i musei del Risorgimento si rivolgono, ma i giovani intellettuali che cominciavano a scrivere i loro primi libri, quelli, Prezzolini, Papini, Amendola e gli altri, non ne vogliono più sapere del Risorgimento. È una lotta, è un conflitto intergenerazionale tra passato e presente, tra la memoria che non vuol saperne di andarsene, di farsi sostituire. Cosa che uno di questi scrittori capiva benissimo. Giovanni Papini scrive Un uomo finito nel 12, perché ha capito che i ventenni lo considerano un uomo finito perché lui di anni ne ha 30, è vecchissimo. Però lui è un giovane rispetto ai ventenni del 1848 o del 1860, cioè dell'età risorgimentale. Pirandello nel 9 manda fuori un romanzo molto importante, si chiama I vecchi e i giovani, tematizzando proprio questo conflitto generazionale. C'entra questo con i musei? Sì, c'entra, perché la vecchia generazione ricorda la propria giovinezza raccontandola, esponendone i documenti. E così nascono i musei del Risorgimento. Dove? Come al solito c'è una lotta per il primato tra Milano e Torino. Al solito. C'erano delle buone ragioni perché prevalesse Milano o perché prevalesse Torino. Non ci sono quasi musei del Risorgimento nel Mezzogiorno. C'è a Palermo. Bel problema questo. Per continuare a sostenere il Risorgimento come liberazione e non come occupazione. Io sono convinto che sia stata liberazione. Però questa sintomatologia qui dell'assenza dei musei del Risorgimento in una serie di regioni meridionali gioca in senso contrario. Purtroppo è così. Dopodiché, naturalmente, i diversi luoghi hanno o non hanno la forza di animare una memoria robusta e ricca di documenti. All'origine c'è un'esposizione internazionale negli anni '80 dell'Ottocento. Torino chiede i documenti del Risorgimento a tutti i luoghi, a tutte le città d'Italia. L'esposizione va bene. Al termine Torino dice: mi lascereste questi documenti? Ne facciamo un museo, dalla mostra passiamo al museo, qualche cosa di permanente. Educazione civica. Educazione, un museo è questo. È ricerca scientifica un museo? O è educazione civica? O è scuola per i ragazzini? Molto, no? Quanto spesso, vero direttrice, sono le scuole il pubblico a cui un museo si rivolge in prima battuta. Però un museo è anche scuola per gli adulti. Un museo è o vorrebbe essere una forma di educazione permanente. Un museo storico. Ma un museo storico non è nelle condizioni di un museo d'arte e di storia dell'arte. Ben più difficoltoso costruire un museo storico. In fondo un museo d'arte può relativamente, e mai in assoluto neanch'esso, stare fermo, nel senso che insomma i valori delle opere d'arte, quantomeno dei secoli scorsi, si sono quanto basta stabilizzati perché un museo d'arte possa restare simile a se stesso per un po', anche se sappiamo che nei depositi dei musei c'è più di quello che si può esporre fuori, per cui basta un cambio di direttore in fondo, non soltanto un cambio di contesto esterno, perché si possa voler mutare le gerarchie della visibilità e prendere in deposito delle opere, degli oggetti, dei documenti che fin qui stavano in deposito e adesso si fanno vedere. Musei d'arte, ma un museo di storia? Il contesto storico muta molto di più. Non è questione di gusto artistico,
È questione di identità politica, è questione di senso civico. Prendiamo un ragazzo del 99, Luigi Marson era un ragazzo del 99. Dunque un personaggio tipico addirittura della guerra e della gioventù in guerra che contribuisce a salvare il paese tra Caporetto e Vittorio Veneto. Bene, un italiano nato nel 1899 che abbia una vita media, quante epoche politiche attraversa? Almeno 3, a voler essere schematici. Anche se, essendo un ragazzo del 99, ha conosciuto poco l'Italia liberale, ha però fatto a tempo a combattere per l'Italia liberale, visto che in guerra c'è andato e fino al 22 c'è l'Italia liberale. E poi c'è l'Italia fascista. È un'altra Italia, ma è l'Italia. È lo Stato, è il paese, è la cultura, la storia, le matrici, sono gli interessi complessivi, attraversati e governati da una cultura nazionale fascista che si esprime nelle forme della dittatura mussoliniana. Tra il 43 e il 45 questa frana e comincia come minimo un'altra Italia ancora, che il nostro ragazzo del 99, ma anche qualcuno di quelli nati un po' prima, negli anni 90, fa tempo ad attraversare. Allora, se cambiano le vite della gente, cambiano o non cambiano le vite dei musei? Cioè, in quale misura la gente può continuare a riflettersi in un museo se questo museo rimane identico a se stesso? Ma rimane identico a se stesso? O cambia? Ma quale cambia e quale non cambia? Quale museo cambia e come cambia? Alla fin fine decidono i soggetti, non decide mica soltanto il contesto esterno. I soggetti, cioè gli uomini veri, con le loro scelte personali, con i loro sensi di responsabilità, sono attraversati dal proprio tempo, ma anche lo condeterminano. Per cui un museo è frutto di tutta una serie di compatibilità rispetto ai tempi, anche di censure, anche di autocensure, intendiamoci bene. La stampa non è il regno della libertà, specialmente in tempo di guerra la stampa è il regno della responsabilità. Tu giornalista non vuoi combattere contro il tuo paese avvertendo il nemico di questo o di quello. Ma che quarto potere! Quando c'è uno stato di guerra la stampa rivela il suo effettivo modo di essere, cioè equilibri molto complicati tra quello che si può dire e quello che è bene non dire, vale per la stampa. Ma un giornale sta in edicola per un giorno, un museo si fa vedere per anni o per decenni. Quindi è ancora più impegnativo quello che si fa vedere e quello che non si fa vedere. Allora, che cosa accade rispetto alla rappresentazione museale della Prima Guerra Mondiale dopo la fine della guerra? C'è il collezionismo. Armi da tutte le parti. La guerra si è combattuta in un territorio dilatatissimo. Per anni e anni, benché i recuperanti ne facciano un mestiere, è possibile anche per gli escursionisti che non vadano proprio in cerca espressamente, ma è possibile anche per chi va in gita sulle nostre montagne, ritrovare elmi, gavette, scatolame, armi, per anni, per decenni. I recuperanti hanno continuato a saltare per aria. I muratori che costruivano la mia casa in altopiano d'Asiago nel 75 sono gli ultimi saltati per aria davanti a casa. C'è un monumento davanti a casa, in 7, nel 75. Pensate quante volte poteva essere avvenuto nei decenni precedenti. Allora, all'inizio quindi qualche cosa che può diventare passione verace e organizzarsi in forma di collezione e diventare quindi qualche cosa di colto e di preparato
a partire da una larga base spontanea di gente che va semplicemente in giro e si trova di fronte. Erano tutti questi papà che vanno in giro per le nostre montagne con i bambini e che trovano ferraglia e il bambino gli chiede cos'è questo, cos'è questo. Migliaia di padri e di bambini in giro per le Venezie si sono trovati di fronte a qualche cosa che chiedeva una spiegazione, una risposta, più o meno veridica, perché non è che ci sia solo la storia delle guerre, ci sono anche le favole, ovviamente. E d'altra parte, finché una cosa, un grande avvenimento collettivo è vivo, esso prevede anche larghe dosi di affabulazione. Non è che la favola di per sé sia qualche cosa da guardare in cagnesco. Io mi sono servito molto spesso della letteratura come fonte. Erano gli storici più tradizionali che all'origine guardavano in cagnesco me. Per fortuna poi 2 storici che hanno scritto in inglese servendosi delle mie fonti mi hanno autorizzato ad avere fatto quello che io avevo fatto, ma ahimè in italiano qualche anno prima. Sì, la letteratura può essere fonte per capire la storia. Commisso non era un grande intellettuale, ma per capire Caporetto i suoi giorni di guerra, ecco, questo è un libro in cui sulla base dell'intuito il non intellettuale, ma scrittore assai notevole, il trevisano Commisso, capisce delle cose. Che Caporetto forse è stata una vacanza, perché non ne potevano più. Ma una vacanza non vuol dire andare via definitivamente e star facendo la rivoluzione. La vacanza come categoria intuitiva offerta anche agli storici che faticavano ad arrivarci a quest'idea, che fosse questo, una parentesi. Un altro scrittore, un uomo d'ordine come Riccardo Bacchelli, quello del Mulino del Po, usava la vecchia vacanza latina, i Saturnali. Diceva, sono stati i Saturnali. Sì, mentre ci sono disordine e confusione, ma poi alla fine ritemprano e si ricomincia, si torna ai giorni qualunque. Allora c'è il collezionismo. E i musei? Beh, ci sono anche i musei, nati proprio dalla Prima Guerra Mondiale. Più spesso ci sono gli arricchimenti e le prosecuzioni dei musei del Risorgimento. Visto che una delle interpretazioni divulgate era quella che si trattasse in fondo della quarta guerra dell'indipendenza nazionale, per la liberazione di Trento e Trieste, cioè per il compimento del Risorgimento, ecco che si poteva aggiungere una sala, 2 sale, alcune sale al Museo del Risorgimento, ritoccare magari anche le sale vere e proprie del Risorgimento, ma aggiungere queste. Questo è un criterio che procede per accumulo. Naturalmente l'accumulo non è soltanto quantitativo, ha a che fare anche con un approccio qualitativo, con una lettura della guerra, quella guerra, che non è corretta o quantomeno non è esaustiva, è necessaria ma non sufficiente. Non è che l'Europa abbia fatto la Prima Guerra Mondiale perché l'Italia doveva risolvere i suoi problemi di irredentismo, prendendosi Trento e Trieste e definendolo naturalmente una liberazione. Dentro la guerra europea ci sono tante spinte e motivazioni, ci sono anche queste. La quarta guerra dell'indipendenza nazionale. Ma cosa c'entra la ricerca scientifica con questa lettura parziale? Non c'entra molto. Ma qui il museo funziona come scuola per gli adulti. Così come può funzionare come scuola per gli adulti o come organizzazione e cura della memoria, l'accatastare fucili 91, cannoni, mitragliatrici, divise, bombe a mano e così via. Senza che nella maggior parte dei casi si riesca ad avere degli esperti di tecnologia militare in grado di porre la questione in termini propriamente tecnici, cioè
era molto più probabile che si mettessero nelle vetrine le mazze chiodate degli austriaci, perpetuando l'imbarbarimento del nemico pro tempore, cioè gli austriaci e i tedeschi, con questo tipo di arma che serviva a finire i soldati gasati. Siamo di nuovo nell'educazione civica, e anche in un'educazione civica che pesantemente continua a riproporre i termini della propaganda di guerra. Ma dentro i musei queste cose ci sono. E i maestri e le maestre elementari che per generazioni hanno portato nei musei i bambini a inorgoglirsi e a inorridire, in fondo andavano a vedere questo. D'altra parte non è che la maggior parte dei manuali, dei sussidiari, siano molto più specialistici e agguerriti dal punto di vista della ricerca scientifica. Una volta cominciata la strada dell'accumulo e dell'aggiunta delle sale grandi guerresche alle sale sorgimentali, quando arriva il fascismo che cosa fa? Ah sì, ci sono i caduti della Grande Guerra, ma io ci metto anche i miei caduti, ci metto i caduti della rivoluzione fascista, naturalmente. Anche in grandi musei importanti e non provinciali come il Museo di Torino, così si è proceduto. D'altra parte, l'autointerpretazione del fascismo, questo era. Io nasco dalla guerra e dalla guerra vinta. Mussolini avrebbe detto al re: Maestà, vi porto l'Italia di Vittorio Veneto. Se non l'ha detto avrebbe potuto dirlo. Solo che gli portava anche l'Italia di Caporetto, reintegrata e superata, è vero, dialetticamente da Vittorio Veneto, ma che costituiva problema per uno storico, già. Ma il grande Gioacchino Volpe, alla metà degli anni '20, va da Mussolini, con cui erano perfetti rapporti politici, perché era un camerata di strada, Volpe, e gli dice: voglio studiare la guerra, ma la voglio studiare sui documenti. Fammi vedere i documenti prima del tempo. E Mussolini dice: ma fossi matto, non è tempo di ricerca scientifica, è tempo di miti. Governiamo le masse con grandi emozioni collettive. Mussolini non voleva né accusare i generali né accusare i soldati a questo punto, a metà degli anni '20, di avere fatto Caporetto. Non gli serviva una razionalizzazione scientifica dell'avvenuto. E Volpe se ne è fatto una ragione, ha scritto i suoi libri importanti sulla guerra. Lo stesso, non si può dire che fra le due guerre ci sia stato un grande libro scientificamente inattaccabile di storia della guerra. Perché mentre Volpe faceva la sua educazione civica con i suoi, secondo me, bellissimi libri dal punto di vista comunicativo, talvolta rivolti espressamente ai ragazzini, proprio lui fa la favola della storia d'Italia. Mentre il grande Volpe faceva così, Adolfo Amodeo, uno degli allievi e luogotenenti di Benedetto Croce, che dalla metà degli anni '20 è diventato il leader dell'antifascismo liberale, moderato. Amodeo che ha fatto la guerra. Croce no, non aveva l'età, ma Amodeo aveva l'età per fare l'artigliere. C'è un grosso volume di sue lettere alla moglie, molto interessante, ma ancora più importante è un libro che nasce a puntate sulla critica. La critica è la rivista di Croce. Era stata anche la rivista di Gentile quando Croce e Gentile non si erano separati causa il fascismo, perché Gentile è l'intellettuale di riferimento del fascismo e Croce l'intellettuale di riferimento dell'antifascismo moderato. Ma la critica continua a uscire, perché Mussolini è abbastanza furbo per non ammazzare Gramsci e per non chiudere la critica. Allora, sulla critica esce a puntate quello che alla metà degli anni '30 diventa un grande libro sulla guerra, che si chiama, di Amodeo appunto, a cura di Amodeo, che si chiama Momenti della vita di guerra. Di che si tratta? Sono le lettere dei caduti. Caduti. Tutti epistolari, tutte ultime lettere, o comunque lettere alla famiglia o ad amici di tenenti e sottotenenti. La borghesia italiana che ha in parte voluto
comunque fatto ordinatamente la guerra. Quando era crociana non l'ha voluta, l'ha ubbidita. Mica sono stati soltanto gli interventisti. È una guerra basata sulla coscrizione obbligatoria, sulla leva e sul richiamo. Bisogna capirla anche attraverso l'ubbidienza, non solo attraverso la volontà. Cadorna non ne voleva sapere della volontà e dei volontari. I trentini e i triestini, quelli che vengono dalla parte italiana, non è che trovino sempre rose e fiori ad attendersi. Se hanno tradito una volta, potrebbero tradire un'altra. Pensano i conservatori e lo pensano anche di Cesare Battisti, finché lo difende paradossalmente la forca austriaca e diventa inattaccabile. Anche se interpretabile, perché Ernesta Bittanti Battisti interpreta la vita e l'immagine del suo uomo in una maniera che non è quella di Benito Mussolini, che lo vuol vedere, Battisti, come vuol vedere Filippo Corridoni, il sindacalista rivoluzionario, come l'evangelista del fascismo. Per cui comincia un tira e molla rispetto ai personaggi del 14-15. Battisti viene impiccato nel luglio del 16, un tira e molla che ha a che fare proprio con praticamente la stessa situazione dei musei, in altra maniera. Il presente, i successivi via via presenti che tirano per la giacchetta il passato, proiettandolo verso di sé e cercando di fargli dire le cose che al presente, ai presenti successivi vanno bene. Quindi il fascismo che vuole interpretare la guerra tutta e solo come nazionalista, come se ci fosse stato soltanto Alfredo Rocco e non paradossale, e non il giovane Benito Mussolini, che quando lascia l'Avanti, quotidiano ufficiale del Partito Socialista Italiano, e nel giro di un mese, a metà del novembre del 14, riesce a mandare fuori il suo nuovo quotidiano che si chiama Il Popolo d'Italia, però nella testata ci scrive quotidiano socialista. Perché la pretesa di Mussolini, come peraltro di Battisti, come di Bissolati, è che siano compatibili la patria e il socialismo. Si tratta di intendersi su quale patria e quale socialismo. Questo Mussolini qui, che è quello del diario di guerra pubblicato sul Popolo d'Italia tra il 15 e il 17, è già il duce? No. Di qui a qualche tempo la casa editrice Il Mulino manderà fuori il diario di guerra di Mussolini con una mia introduzione in cui ragiono di queste cose, e anche per questo mi è venuto in mente, ma è sempre la tematica di un dopo che cerca di interpretare un prima, mentre la ricerca storica, se è di questo che si ha bisogno, dovrebbe cercare di rispettare tutti i prima e tutti i dopo, metterli via via in fila, cercando di spiegare ciascun tempo secondo i suoi propri principi e sentimenti. Nel titolo vi ho parlato di sentimento del tempo. Io non lo pretendo questo da un museo, penso che un museo serva ad altre cose. Naturalmente è un problema di appropriati equilibri tra l'avanzare della ricerca e l'avanzare dei sentimenti nei tempi che mutano. Si fa prima a scrivere un libro che non ad allestire appropriatamente un museo. Non è possibile rimestare continuamente i materiali di un museo che vengono sperabilmente da lontano e corrispondono proprio a un accumulo di attese, desideri, ricordi, memorie, anche affabulazioni, anche fedeltà. Marson e gli altri fondatori dei musei si sentivano ed erano fedeli al proprio se stessi di una volta, alla propria gioventù, ai propri commilitoni, ai morti e ai vivi. Così nasce un museo. Un libro di storia può anche nascere senza
queste compartecipazioni affettive, può essere più frigido. Un museo reca dentro di sé per forza questi rapporti. Suppongo di avere ancora quanto? Un quarto d'ora. Ecco. Allora me lo uso in questa maniera qui. Oggi ci servono ancora i musei della Prima Guerra Mondiale? La risposta storiograficamente dovuta è ovviamente sì, come di qualunque altro grande avvenimento della nostra storia. Però se vogliamo essere realistici, naturalmente dobbiamo rapportare l'esistenza e anche il finanziamento di un museo al contesto circostante. Allora, in quale misura l'Italia del 2015 sente il bisogno di raccontarsi le origini dello Stato unitario, la storia dello Stato nazionale e all'interno di questo anche la Prima Guerra Mondiale? Sta di fatto che dopo i musei della Prima Guerra Mondiale, che in parte erano semplicemente un aggiornamento dei precedenti musei di Risorgimento, con qualche eccezione, come a Rovereto per esempio, non è che siamo stati in grado, che abbiamo avuto la volontà culturale e politica, la capacità di una politica della memoria che si sia espresso per musei, nella forma museale del museo della Seconda Guerra Mondiale. Per i monumenti ci siamo regolati così, abbiamo preso i monumenti della prima e ci abbiamo aggiunto i morti della seconda, con qualche problema per i morti del 1943-45. Partigiani sì o no? E soprattutto fascisti repubblicani sì o no? Se sì, dove e quando è diventato pensabile e possibile? Su un lato di solito della piramide, dell'obelisco, di una guerra, la prima, che aveva avuto la forza di dare origine alla seconda ondata monumentale di massa, dove la prima era stata naturalmente quella dei Vittorio Emanuele e dei Garibaldi. Ma vedete come è selettiva la memoria, anche quella di pietra e di bronzo. Dove sono le statue di Mazzini? E persino, dove sono le statue di Cavour? Rispetto a quelle di Vittorio Emanuele e di Garibaldi, sono pochissime. Questo non c'entra nulla, naturalmente, con la ricerca scientifica e con gli equilibri corretti di quello che hanno fatto ciascuno dei quattro grandi. Ma c'entra molto invece con le politiche della memoria, che sono profondamente selettive e legate ai rapporti di forza e a sensi di opportunità e di convenienza. Come si faceva a fare monumenti in parte, non certo numericamente paragonabili, ma in parte si sono fatti per la Resistenza, in proprio, specificamente. Ma di musei della Resistenza si è più parlato, più di quanto non siano fatti. Certo, esistono alcuni luoghi, Museo di Via Tasso, alcuni luoghi che sono diventati in qualche modo al tempo stesso monumento e museo, ma museo in un senso in qualche modo paragonabile a quelli che erano stati i musei del Risorgimento, i musei della guerra, avrebbe richiesto una messa in scena di un punto di vista collettivo sulla Seconda Guerra Mondiale. E quale poteva essere il punto di vista collettivo? Quello che è avvenuto è che l'Italia aveva cercato di agire come una grande potenza, cosa che peraltro ha cominciato a fare fin dal 1861, quando la libertà su cui era nato non le è bastata e fin da subito ha voluto agire come potenza, sia pure l'ultima delle grandi potenze, ma potenza.
E anche la Grande Guerra si è fatta anche per questo, non solo per Trento e Trieste, e avanti così. Ma la sconfitta della Seconda Guerra è la fine di questo. Da allora in poi niente più politica estera, allineati e coperti. Quindi mettere in scena che cosa? Magagne e fallimenti? Transeat. Semmai appunto qualche aggiustamento dei monumenti precedenti. E oggi che cosa ci dice il centenario? Io credo che possiamo considerare un buonissimo risultato il fatto che i musei che ci sono, come questo di Vittorio Veneto, trovino la volontà culturale, politica e finanziaria per esserci, continuare ad esserci, rinnovarsi, continuare a comunicare, a parlare, adeguando quanto è giusto il linguaggio ai tempi, quanto è giusto, con equilibri complessivi in cui è bene che gli addetti alla visione si rapportino anche con gli addetti alla ricerca, come ho capito che sta avvenendo a Vittorio Veneto e me ne compiaccio. Ma a giudicare da quello che posso vedere girando in occasione dell'anniversario, è dura la vita di un museo della guerra che non voglia tout court ribattezzarsi Museo dell'amor di pace. Mi viene in mente i battezzi e i ribattezzi che ha subito il Museo di Trento. Non voglio chiamarlo in qualche modo perché temo di non essere informato sull'ultima denominazione. Certo che quel museo a Trento, collocato nel castello del Buon Consiglio, il luogo dell'esecuzione ai capitani battisti, sembrava fatto apposta per porsi al centro di una certa visione dell'Italia in guerra. Forse proprio per questo ha perso certi nomi via via, in modo da non ferire sensibilità o subentrate o riaffiorate, o di carattere austriacante, o di carattere trentinista, autonomista, i piccoli popoli alpini e non so cos'altro, per cui credo che si chiami genericamente museo storico. Il museo di Rovereto è fin dal principio legato proprio alle armi, quindi ha una dimensione tecnica che in fondo gli ha permesso e gli permette, sfrondato quel che era il caso di sfrondare, di attraversare i tempi. E qui siamo a Vittorio Veneto. È possibile, almeno nel museo della città della Vittoria, ricordarsi che la guerra è finita nel novembre del 18 e non nel novembre del 17? Io, Gustavo Corni lo ricordava prima, sono quasi partito con i vinti di Caporetto. Ma i vinti di Caporetto non andavano a casa nelle mie attese, volevano fare la rivoluzione. Questo diceva Cadorna, questo temeva Bissolati, questo forse sì e forse no temeva Mussolini. Una volta capito che non volevano fare la rivoluzione, ma erano solo stufi, io mi sono messo a studiare come invece si è arrivati a Vittorio Veneto. Operai e contadini già è a cavallo di questa temperie, perché nel 77 era uscito il mio libro Einaudiano, Giornale di trincea, che studia la propaganda. E non che soltanto con le parole l'Italia abbia vinto la guerra, non si vince solo con le parole. Però Cadorna non credeva neanche nelle parole. Con Diaz è possibile lavorare sul morale, è possibile parlare di pensioni, è possibile parlare di assicurazioni sociali, è possibile, siccome le parole contano, promettere la terra ai contadini. E qui le parole resteranno parole. Però intanto erano parole molto lusinghiere, udite da contadini soldati nel 1918. Ma siccome siamo qui da queste parti e io vi sto parlando del conflitto delle memorie che in qualche modo un museo cerca di stabilizzare,
In realtà anche un museo naturalmente deve prendere una strada e quindi rapportarsi rispetto al conflitto delle memorie, collocarsi e mettersi in un certo punto piuttosto che in un altro. Intanto però continuano a uscire dei libri e magari non libri nuovi. A decenni di distanza dalla guerra sono venuti fuori corrispondenza, diari, interviste, magari cose che proprio gli autori del 14-18 avevano scritto dicendo solo dopo la mia morte, solo dopo che saranno morti tutti. Lo si può dire per molti libri pubblicati negli anni 60 del secolo scorso. Allora, così, io chiuderò con una lettura che non è fatta per compiacere tutti, ma che siccome ha riferimento a quello che è avvenuto qua davanti nelle giornate della vittoria, io penso di potervi leggere, poi ciascuno ne farà il conto che crede. Tra i tanti giornalisti del Corriere della Sera che lavorano al Comando Supremo c'è Ugo Oietti. Questo nome non ci dice più molto, però allora era di primissima fila. Fa il militare anzianotto, ma insomma così, e in realtà lavora al Comando Supremo. Fa molte cose che hanno a che fare con i musei, perché era anche un intenditore d'arte e si occupa di salvare i beni culturali, artistici della zona di guerra. Quindi un'azione importante. Però è anche uno dei leader dell'azione di propaganda a base di manifesti che si afferma non senza difficoltà sotto Cadorna e viene promossa decisamente sotto Diaz. Scrive anche delle pagine diaristiche, ma soprattutto scrive non proprio ogni giorno, ma frequentissimamente alla moglie. Fernanda Oietti è donna intraprendente, è una crocerossina importante. Tutti e due sono borghesi coinvolti e responsabili rispetto a una guerra che hanno voluto. D'altronde il Corriere della Sera si può considerare il partito liberale mobilitato per la guerra, con il suo coproprietario e direttore Luigi Albertini che sguinzaglia i suoi redattori come inviati da tutte le parti. Pensate a Renato Simoni, per esempio, un veneto, è l'animatore della Tradotta, che è il giornale di propaganda più famoso, che viene pensato a Mogliano, da quel colonnello Ercole Smaniotto, che da lì pensa e organizza anche i voli su Vittorio Veneto e sul Vittoriese, le famose ed eroiche spie della patria che vengono paracadutati da queste parti. All'origine c'è proprio questo colonnello Smaniotto, che subito dopo muore di Spagnola e che lavora appunto sull'azione anche verbale. Bene, Oietti partecipa agli ultimi giorni di guerra. E io riprendo in questo, che è il mio ultimo libro, si chiama Convertirsi alla guerra, leggo da qui la citazione che ho tratto dalle lettere di Oietti a sua moglie. E riassumo così. Ugo Oietti sottolinea la doppiezza dei vescovi delle terre occupate, che ora sono tutti rose e fiori con gli italiani che ritornano, ma prima avevano flirtato con gli occupanti. Al vescovo di Ceneda, Oietti si diverte a presentare il personaggio con cui gli viene bene accompagnarsi in questa riconquista e segnatura del territorio, il socialista patriota Leonida Bissolati. È un socialista riformista espulso dal partito nel 12 da Mussolini. Paradossi delle accelerazioni della storia. Bissolati è ministro nel governo di guerra.
E Oietti aveva avuto una lontana giovinezza socialista, come tutti praticamente, alla fine dell'Ottocento. E allora si accompagna con Bissolati e si ritrova da queste parti. Dice Oietti a sua moglie, queste sono parole di Oietti, è commovente la popolarità di Bissolati tra i soldati. Lo riconoscono ad ogni passo. Evviva l'Italia! Evviva Bissolati! Qui riprendo io e dico, è in questa occasione che Oietti si sovviene della rubrica che teneva tanti anni fa sull'Avanti diretto allora da Bissolati, alla fine dell'Ottocento, e che si chiamava Lettere perdute di Florindo, pseudonimo di Oietti. Ed ecco una citazione di Oietti con cui chiudo. Al Duomo, questo qui, al Duomo mi è venuto a cercare il vescovo Eugenio Beccegato. L'ho presentato a Bissolati. Gli arditi attorno applausi, discorsetto di Bissolati. Tutte le campane di tutto il Veneto rubate. A Ceneda, Vittorio, una ne è rimasta, piccola, argentina, del 300. E suonava. I preti, da principio, grandi inchini agli austriaci, credevano di diventare i padroni. Invece, germanici e austriaci sono stati abominevoli anche con loro. E allora sono diventati italianissimi. Dovresti udirli. Tutte le vie menano al paradiso. Ringraziamo il professor Isdenghi di questa bellissima lezione. Quando in latino abbiamo scritto magistralis, credo che non abbiamo sbagliato di molto. Ci spiace un po' che l'impianto di amplificazione forse sia un po' inadeguato alla dimensione di questa sala, ma sicuramente l'amministrazione comunale provvederà. Abbiamo qui molti rappresentanti dell'amministrazione comunale, provvederà e la prossima volta avremo un audio ancora migliore. Grazie ancora a Mario Isdenghi. Grazie, ringrazio anch'io. Passerei adesso a chiamare l'assessore Antonella Uliana, che in questa veste rappresenta il sindaco, ha messo anche la fascia, per la premiazione. Allora, intanto raccogliamo il suggerimento richiesta io e il mio collega assessore al bilancio Napol per sistemare meglio, decisamente. Abbiamo la persona giusta. Io devo dire che ho avuto davvero l'onore di presiedere la commissione giudicatrice del premio Vittorio Veneto dalla Vittoria alla Pace, la prima edizione del 2015. Questa commissione era costituita dal professor Gustavo Corni, che abbiamo qui con noi, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Trento, il professor Giovanni Luigi Fontana, professore ordinario di storia economica presso l'Università di Padova, che si scusa ma non può essere presente qui con noi questa sera. Abbiamo avuto la possibilità di leggere attentamente le 3 tesi di dottorato di ricerca che ci sono pervenute e desidero citare anche i lavori degli altri 2 studiosi storici che non sono presenti questa sera, cioè Andrea Dessardo, che ha presentato Una nazione e nuove frontiere, Trento e Trieste, 1918-23, storia, politica e sociale dell'istruzione, e poi Ugo Pavan dalla Torre, Le origini dell'Associazione Nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, 17-23. La terza tesi che abbiamo esaminato e che è stata la tesi che abbiamo scelto e dichiarato vincitrice
È la tesi di dottorato 2010-11 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia di Milovan Pizzarri, dal titolo I crimini contro la popolazione civile in Serbia durante la Prima Guerra Mondiale. Il premio è stato attribuito con questa motivazione. La tesi di dottorato si propone come un approfondito lavoro di scavo suffragato da documentazione d'archivio relativo ad un aspetto poco studiato della storiografia internazionale. Al centro della ricerca, ottimamente argomentata, gli intrecci tra eserciti e popolazioni civili nei Balcani, a cavallo tra le guerre ante 1914 e la Prima Guerra Mondiale. Io ho il piacere di dare la pergamena a ricordo di questo premio. Il premio è di 1.500 euro che verrà poi consegnato al vincitore. Complimenti. E noi ora avremo il piacere di sentire dalle sue stesse parole come è nata questa ricerca e qual è il senso della ricerca che lei ha condotto. Grazie. Grazie, mi metto seduto un attimo, 5 minuti. Ringrazio l'assessore, ringrazio il museo, ringrazio la commissione giudicatrice e ringrazio tutti voi naturalmente per essere qui questa sera. Brevemente vorrei riassumere quello che è il mio lavoro e vorrei ringraziare particolarmente tutti voi per questa iniziativa e per essere qui. Ho scritto 2 righe, non sono abituato a leggere, ma questa sera leggerò, non si riceve un premio tutti i giorni. Esiste un'area geografica europea conosciuta soprattutto per gli avvenimenti degli anni 90 del secolo scorso. È un'area sulla quale più andiamo indietro nel tempo e meno sappiamo. La Prima Guerra Mondiale nei Balcani ebbe delle dimensioni estreme e causò tra le popolazioni civili, in particolare tra le popolazioni serbe e greche, delle sofferenze enormi. Da un lato, infatti, gli imperi centrali sfruttarono direttamente o indirettamente tutte le risorse economiche della regione e si resero responsabili di numerosi crimini contro la popolazione civile, specie in Serbia. Dall'altro ebbe luogo una terza guerra balcanica che avrebbe dovuto mettere fine alle dispute e alle ostilità in vigore dal 1912, anno in cui i piccoli paesi balcanici erano riusciti in uno sforzo congiunto a liberarsi definitivamente dal giogo turco. Ma al contempo avevano iniziato nuovi scontri reciproci caratterizzati da dure politiche di nazionalizzazioni forzate dei territori conquistati. Tale situazione durò dall'agosto del 14 fino all'autunno del 18, quando le truppe dell'Intesa e dei loro alleati, tra i quali un folto corpo di spedizione italiano, la cui storia è purtroppo ancora molto poco conosciuta, riuscirono a sfondare il fronte di Salonicco dirigendosi velocemente verso il cuore dell'Europa. Questi argomenti, e in particolare la situazione della popolazione civile in Serbia, sono stati l'oggetto del lavoro qui premiato. Allo scoppio delle ostilità, in Serbia l'offensiva militare austro-ungarica fu diretta verso i principali centri urbani. La stessa capitale Belgrado subì enormi danni a causa dei bombardamenti d'artiglieria e si ritrovò sulla linea del fronte. Numerosi furono i civili vittime di tali circostanze. Lo scopo dell'offensiva, però, non aveva solo carattere militare, ma era connotata da precisi intenti politici. Idealmente si doveva punire la Serbia ritenuta responsabile dell'attentato di Sarajevo. Ufficiali e soldati dell'esercito austro-ungarico erano animati dall'idea di dover espletare un compito morale molto importante a cui erano stati precedentemente preparati. Per questo motivo le truppe che varcarono i confini nord-occidentali della Serbia
si resero responsabili di crimini contro la locale popolazione civile. In pochi giorni vi furono circa 2000 morti, migliaia furono i deportati, molti furono i paesi completamente distrutti. La controffensiva dell'esercito serbo spinse gli austro-ungarici al di là del fiume Drin e della Sava, lasciando dietro di sé una scia di evidenti atrocità. Giornalisti stranieri, relazioni ufficiali del governo serbo e soprattutto inchieste del criminologo svizzero Archibald Reis testimoniarono in lungo e largo quanto avvenuto. Nei mesi successivi l'esercito austro-ungarico tentò ripetutamente di sfondare nuovamente il fronte, ma invano. Contemporaneamente nell'esercito serbo e soprattutto nella popolazione civile cominciarono ad essere evidenti le sofferenze causate dal conflitto. La situazione economica era disastrosa, lo Stato doveva investire tutto nella difesa, non c'era più niente da mangiare. Proprio a causa di tale situazione, nella primavera del 15 si diffuse rapidamente un'epidemia di tifo che nell'arco di 2 mesi avrebbe stroncato circa 150.000 persone, tra soldati e civili. Nel corso dell'estate del 15 gli imperi centrali riuscirono ad attrarre a sé la Bulgaria, fino ad allora neutrale, le cui ambizioni, volte all'annessione della Macedonia e della Serbia orientale e meridionale, si erano dovute scontrare nel 1913 contro la superiorità degli eserciti serbo, greco, turco e rumeno. Nell'autunno del 15 la Serbia venne attaccata e rapidamente occupata e spartita tra l'impero austro-ungarico e la Bulgaria, mentre i tedeschi mantennero il controllo sulle principali vie di comunicazione e sulle risorse minerarie, quindi sulla ricchezza del paese. Il re serbo, il governo e l'esercito si ritirarono attraverso l'Albania per evitare la capitolazione. Durante la marcia, conosciuta come il Calvario albanese, decine di migliaia di militari e civili rimasero vittime di fame, freddo e malattie. Per la popolazione civile in Serbia, già stremata dalle restrizioni dovute al conflitto, dalle epidemie di tifo e dalla fame, cominciò allora un periodo di sofferenze che sarebbe terminato solo con la fine della guerra. La popolazione fu soggetta a una bulgarizzazione forzata. Secondo ordini prestabiliti venne innanzitutto eliminata l'intellighenzia serba e distrutto tutto ciò che poteva rappresentare la serbità, per essere sostituito dalla lingua e dalle istituzioni bulgari, scuole, dalla Chiesa bulgara in particolare. La violenza del regime bulgaro si manifestò soprattutto nelle zone serbe che si opponevano all'assimilazione. Nel 17, in seguito a un'insurrezione, cominciò un regime di terrore caratterizzato da repressioni e internamenti di massa. Si sviluppò un vero e proprio sistema di campi di concentramento in cui le condizioni degli internati erano drammatiche e le morti numerosissime. Gli anni dell'occupazione bulgara furono segnati anche da innumerevoli stupri di massa, maltrattamenti, estorsioni, saccheggi e distruzioni. Alla luce di tutto ciò, diversi contemporanei interpretarono il comportamento bulgaro come volontà di sterminare la popolazione serba. I riferimenti in tal senso vennero fatti anche alla conferenza di pace di Parigi, dove le sofferenze subite dalla popolazione civile in Serbia vennero in alcuni casi paragonate a quelle subite dagli armeni. Numerosi furono i tentativi di costituire una base legale internazionale in grado di punire i responsabili dei crimini di guerra e contro l'umanità, commessi non solo in Serbia ma in tutta Europa, da parte degli imperi centrali e dei loro alleati. Tuttavia, la volontà delle grandi potenze ne impedì la realizzazione. Questo mio lavoro è stato il frutto di un triennio di ricerche svolte soprattutto negli archivi serbi, ma anche di una passione e di un impegno maturate nel corso degli studi universitari prima e durante il corso di dottorato poi. Il merito è certamente sì mio, del mio impegno, ma anche dell'Università di Venezia Ca' Foscari, della Facoltà di Lettere e Filosofia e di quel meraviglioso Dipartimento di Storia e soprattutto dei maestri che ho avuto, alcuni dei quali sono presenti anche qui, che hanno saputo formare e che hanno saputo trasmettere non solo il sapere, ma proprio quella passione, quello spirito di onestà e di umiltà, quella disponibilità al sacrificio e allo studio, al duro studio, ai quali devo alla fin fine la mia presenza qui stasera. Ho il dovere e il piacere di ringraziare quindi pubblicamente 2
tra i maestri che hanno saputo indirizzarmi verso la strada giusta, il professor Francesco Leoncini, mio relatore di tesi, e soprattutto la professoressa Bruna Bianchi, che mi ha seguito durante gli studi di dottorato. L'assegnazione di questo premio ha, per questi motivi, dei significati molto importanti e diversi. È significativo per me personalmente, perché è un grande riconoscimento per il mio lavoro. Penso che sia significativo anche per l'Università di Venezia, dove, come luogo in cui tutto questo lavoro è maturato. Per il tema, che come è stato sottolineato ancora oggi è poco conosciuto e che proprio grazie a questo premio riceve un'attenzione unica. Naturalmente per i miei familiari, il cui appoggio non è mai mancato, anche in quei momenti più duri. Concludo questo brevissimo intervento ringraziando ancora una volta il Comune, la giuria, il museo e tutti voi presenti e aggiungendo una brevissima riflessione personale semplice. Io faccio parte di quella schiera di persone che al termine degli studi e del percorso di dottorato hanno dovuto scegliere di emigrare per non rinunciare alla propria passione e alla professione a cui hanno deciso di dedicarsi. La nostalgia per tutti questi luoghi in cui sono cresciuto, in cui ho studiato, è naturalmente enorme. Quando si è lontani ci si rende conto di molte cose, soprattutto di alcune che prima sembravano banali. Ed ecco che mi sono ritornati in mente, pensando appunto a questa serata, i ricordi di tutti quei paesi e luoghi, da Treviso a Vittorio Veneto, a Nervesa della Battaglia, a Sernaglia, al Montello, al Monte Grappa, e tutto, naturalmente il Piave, e tutti i luoghi che fanno parte della vita quotidiana di tutti quelli che sono qui nati, di quelli che sono cresciuti e che sono in realtà il simbolo, o tra i principali simboli, della Grande Guerra in Italia. E proprio per questo qui non dico che abbiamo il dovere, ma abbiamo il privilegio di occuparci dello studio e della memoria di tutti di quegli anni e di quegli avvenimenti. E credo di non sbagliare nel ritenere questa iniziativa del Comune e del Museo come tra le più significative proprio in tal senso. È per questo che mi ritengo onorato e privilegiato per aver ricevuto il premio della prima edizione del concorso Vittorio Veneto, dalla vittoria alla pace. Grazie. Benissimo, direi che abbiamo tenuto anche dei tempi assolutamente buoni. Ottimo anche le motivazioni e l'intervento del nostro vincitore Milovan Pisarri. E vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti, che se avete visto il calendario degli eventi è piuttosto corposo, lo potete trovare anche scendendo verso l'uscita, quindi già domani di nuovo qui ci ritroviamo in questa sede con un'altra conferenza. Grazie e buona serata.